Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Si è svolto sabato 2 luglio a Montagnana, all'ombra di Porta Padova, il quinto torneo di Ecelino, torneo di arco storico in costume medievale organizzato dalla compagnia Uomini d'Arme della città murata. Il torneo di questo sabato fa parte del torneo interregionale di arco storico in abito medievale, non solo montagnanesi quindi a gareggiare, ma decine di persone accorse da tutta Italia. Si sta facendo una gara di tiro con l'arco in abito storico perché facciamo parte di un torneo di varie compagnie e ognuno organizza una sua gara. Particolarità di questo torneo è la totale assenza di bersagli alimentati da energia elettrica. Tutti i bersagli mobili, infatti, sono resi tali grazie ad una serie di contrappesi o piccoli accorgimenti tecnici. Per essere più attinenti possibili con la storia cerchiamo di non utilizzare energia elettrica e di utilizzare quindi i movimenti dei pesi e contrappesi per far sì che si muovano i macchinari. Questa sera ci sarà lo stesso una novità come portiamo ogni anno, perché ogni anno cerchiamo di essere il più originali possibili e quindi l'abbiamo nominato Grisù perché ci sarà un draghetto che sputerà fuoco quando lo colpiscono con le frecce. Per il secondo anno consecutivo la gara è proseguita anche in notturna. Gli Uomini d'Arme sono gli unici che organizzano la gara in notturna. Abbiamo avuto questa idea l'anno scorso, gli altri anni era una gara come tutte le altre, si svolgeva di domenica mattina e pomeriggio, invece dall'anno scorso abbiamo deciso di farla di sabato e di farla anche in notturna e quindi non utilizzando comunque l'elettricità e quindi sarà illuminata soltanto da torce. La compagnia degli Uomini d'Arme nasce ufficialmente nel 2004, anche se la loro storia è iniziata molto tempo addietro. Siamo nati con il Palio di Montagnana, eravamo tutta quanta la nostra compagnia che si organizzava e faceva un gruppo del Palio, abbiamo deciso di formare una nostra compagnia e ci abbiamo messo il nome Uomini d'Arme di Montagnana. L'appuntamento con gli Uomini d'Arme qui a Montagnana è per il prossimo Palio e naturalmente per il primo fine settimana di luglio nel 2012, per il prossimo torneo di Ecelino.